troviamo all'isola dei morti di Moriago della Battaglia, sulla riva sinistra del fiume Piave. Alle mie spalle una piramide con in cima una croce. Questa croce è stata fatta con del filo spinato e con un elmetto. Qui tutto ricorda il sacrificio dei soldati italiani. Quella che vi vogliamo raccontare oggi è la battaglia della Vittoria. Dopo la terribile battaglia del Solstizio nel giugno 1918 e la ritirata degli austro-ungarici dal Montello sulla riva sinistra del Piave da cui erano partiti, il generale Armando Diaz si sente di rassicurare il re. Maestà, ripassano il Piave, la battaglia d'arresto è vinta ed è vinta anche la guerra. Il fallimento dell'offensiva, con il grande carico di perdite tra morti e feriti, unito alla situazione disastrosa socio-economica in cui versava l'impero, fu per gli austro-ungarici l'inizio della fine. L'Italia invece aveva superato la disfatta di Caporetto e con il nuovo assetto, con il comandante Diaz, aveva ritrovato nuova speranza. La battaglia di ottobre sul Piave segnò l'inizio della vittoria. Da quel momento in poi per gli italiani la guerra fu in discesa. Uno a uno tutti i paesi furono liberati, da Moriago fino a Vittorio Veneto. La tattica, studiata nei minimi dettagli dal nostro comando, era creare una frattura nella prima linea nemica, tra le forze schierate in montagna e le forze schierate in pianura. Per fare questo si rese necessaria l'offensiva sul Grappa e sull'Asiago, il cui unico scopo era andare a mascherare quello che era il vero obiettivo, e cioè lo sfondamento del Montello verso Vittorio Veneto. Il diversivo del Grappa costò molto caro a livello di vite umane, 5.200 furono i morti e più di 18.000 i feriti, però si dimostrò una mossa vincente. Da quel momento in poi le truppe italiane ebbero la meglio degli austro-ungarici sulle rive del Piave. Ci troviamo sulla sponda del fiume Piave, che corre alla mia sinistra. All'epoca dei fatti, nel 1918, era un fiume impetuoso. Addirittura il 24 d'ottobre, a causa delle abbondanti piogge di quel periodo, la portata del fiume era aumentata notevolmente. Il livello si era alzato di 1,5 metri e la velocità era di 3 metri al secondo. Non si poteva fare niente, bisognava rinviare tutto al 26 di ottobre. Per i pontieri lavorare in quelle condizioni era letteralmente impossibile. Deputato a studiare una strategia per l'attraversamento era il generale Enrico Caviglia, che già dai mesi estivi aveva iniziato a studiare questo corso d'acqua. Quindi i livelli che quando piove crescono molto, l'irregolarità, le acque che sono particolarmente limacciose. Si era deciso di gettare, dopo la sua attenta disamina, 8 ponti e 13 passerelle. Il generale Caviglia era comunque consapevole che oltre alle insidie delle acque, gli incursori avrebbero dovuto affrontare ed arrampicarsi sulle grave, quindi sui costoni delle rive del fiume. Tutto questo sotto l'artiglieria nemica. Era dunque importante approntare un fuoco di copertura amico. Il punto più rilevante, Fontana di Buoro, davanti alla piana di Moriago, è assegnato al generale Giuseppe Vaccari e al suo 22° Corpo d'Armata. Per sferrare l'offensiva bisognava ancora attendere le intenzioni del fiume e il Piave diede il suo benestare la sera del 26 ottobre, quando la pioggia rallentò e i livelli accennarono a calare. Le condizioni erano ancora proibitive, ma era l'ora di tentare. Di sicuro gli austriaci non avrebbero mai immaginato un attacco con quel tempo. Un ruolo fondamentale in quei giorni lo ebbero i pontieri. Ma chi erano i pontieri? I pontieri erano soldati che appartenevano all'arma del genio. Avevano il compito di costruire passaggi sui fiumi e sui corsi d'acqua. Dovevano permettere il traghettamento di truppe e munizioni nelle zone delle operazioni. I primi eroi a scendere in acqua e a sfidare la corrente fino a 4 metri al secondo furono i pontieri. Grazie alla loro tenacia e determinazione viene completato il primo ponte.
Alle ore 11 di sera però il nemico scopre le manovre e da Valdobbiadene, Moriago e Soligo parte il massiccio fuoco di sbarramento sul fiume, ma il nostro generale è tempestivo e prontamente si butta sul telefono e ordina fuoco di controbatteria. Nel frattempo, i primi battaglioni di arditi sono già passati dall'altra parte del Piave. Oltre 2000 arditi occuparono l'Isola Verde. Il 22° reparto marciò verso Moriago. L'8° piegò verso Fontigo. Verso mezzanotte si vide un grande bagliore. Fontigo bruciava in un ultimo tributo della sinistra Piave alla guerra. Il mattino seguente, alle 6 del mattino, dopo furiosi combattimenti, Moriago fu liberata. Mezz'ora dopo fu la volta di Sernaglia. La chiesa di San Nicolò di Fontigo, che vedete alle mie spalle, fu bombardata durante tutta l'ultima fase del conflitto. Era troppo grande e troppo vicina al fronte. Fu ricostruita su un progetto del Pago Novello dopo la guerra. Ci troviamo a Falzè di Piave, sotto il monumento di Giovanni Possamai dedicato agli Arditi. Ma chi erano gli Arditi? Perché divennero così leggendari? Gli Arditi erano un'elite dell'esercito italiano, giovani temerari, senza paura. Il loro compito era quello di conquistare le trincee nemiche e di tenerle occupate fino all'arrivo della fanteria. Avevano sempre come dotazione delle bombe a mano e un pugnale, il loro famoso pugnale. Tanti Arditi erano proprio dei paesi della sinistra Piave, conoscevano il fiume come le loro tasche. In più, nel loro addestramento c'era una parte proprio dedicata al combattimento in acqua. Questo li fece meritare il soprannome di Caimani. Durante il giorno, gli Arditi restano nascosti tra le pieghe di Moriago. Sotto l'artiglieria nemica i giorni sono critici e si attende la notte per combattere. Per resistere ricevono viveri e munizioni dal comando, che glieli fa lanciare dai biplani da ricognizione e bombardamento, che passano a volo radente sopra le linee. Ogni forma di trasmissione è interrotta. Soli e abbandonati a loro stessi cercano di tenere duro. Ma piove con crescente intensità e anche il livello del Piave torna a crescere minaccioso e questo, unito al fuoco nemico e al clima di smarrimento, rischiano di compromettere la missione. Ci vuole un segnale forte. È il generale Vaccari a dare un segnale fortissimo agli Arditi. E radunati tutti i comandanti, evita di parlare di piegamenti e decide che la notte successiva il comando sarebbe stato al fianco degli Arditi, sulla riva sinistra del Piave. Ali alle ali, le crisi oggi non si risolvono che al di là del Piave. Verso mezzanotte i pontieri tornano a sfidare le acque e dopo tantissimi tentativi il ponte sulla fontana di Buoro è di nuovo efficiente. Tanti Arditi vanno ad aggiungersi agli Arditi asserragliati a Moriago e finalmente alle ore 6 del 29 ottobre il generale Vaccari può, a Molino Manente, organizzare il primo comando sulla riva sinistra del Piave. Una volta attraversato il fiume non c'era tempo per gli Arditi di soffermarsi a rimuginare sulle scene di crudeltà, sullo strazio presente in queste vecchie mura che portavano verso Moriago. Cadaveri, zaini, cavalli e ancora feriti, tantissimi feriti che avevano ancora la forza di incitare gli Arditi. Non restava che soffermarsi a dare uno sguardo su quello che rimaneva della città di Moriago. Le artiglierie austro-ungariche che avevano ostacolato l'avanzata dei nostri ormai sono logore e silenti. L'esercito mestamente si sta ritirando. Il 30 di ottobre l'Austria chiede l'armistizio.
Questo viale che oggi conduce all'Isola dei Morti fu lo stesso che fu percorso dagli arditi dai soldati italiani per andare a liberare i loro paesi. Era il 1918 e la guerra era vinta. Venire qui oggi è un'esperienza emozionale unica, un brivido che ti percorre tutto il corpo. Pensare che dove adesso c'è una piramide, dove ci sono dei monumenti, dove c'è una chiesa, c'erano soltanto cadaveri, c'erano giovani soldati italiani, vite spezzate. A loro tutti noi dobbiamo molto.